50 anni di storia che hanno fatto la storia della manifattura trevigiana. Per la prima volta nella sua lunga carriera imprenditoriale, il gruppo Benetton ha deciso di aprire le porte dei suoi studios a Castrette di Villorba per presentare ad un pubblico di 130 giornalisti da tutto il mondo le linee della nuova collezione. Un'occasione unica per ripercorrere le tappe di una storia custodita in quello che un tempo era il magazzino distribuzione Lana, dove 50 anni fa nacque l'idea rivoluzionaria che fece di Benetton un fatto di costume prima che un brand globale, ovvero rendere il maglioncino, soprattutto se coloratissimo, un capo adatto ad ogni situazione. C'era una grande sfida in un prodotto di concezione completamente nuova, portando il colore in un mondo che non era colorato, innovando il negozio, creando una forma, no, di negozio con il bancone al centro, la gente che poteva toccare il prodotto, che all'epoca era veramente, ed è stato il trendsetter poi alla fine a livello mondiale, ed una comunicazione all'interno della quale metto certamente anche l'attività della Formula 1, che ha reso questo marchio uno dei marchi più noti al mondo e devo dire il vero primo grande marchio globale. Questo luogo contiene la nostra storia e mi fa piacere dire che questa storia non è una storia del passato, questa è una storia del presente. Infatti vogliamo definirlo il luogo della nostra identità. Dalle prime pubblicità degli anni 60, le grandi avventure nello sport, soprattutto nella Formula 1, fino alle scioccanti campagne sociali firmate Oliviero Toscani, la storia di Benetton è raccontata da linguaggi che hanno inventato la comunicazione, creando dei valori che oggi sono fonte di ispirazione per la nuova collezione, intitolata significativamente A Collection of Us. Quello che voi vedete qui non è una celebrazione, un festeggiare Benetton o il nostro brand, tutt'altro, è semplicemente un ritornare alle nostre radici per renderci conto di quella che è la nostra expertise, la nostra esperienza, unita però ad una visione contemporanea. Le 3 capsule, di cui vedete degli esempi qui intorno, si rifanno a 3 valori fondamentali di questa azienda: il colore, la maglieria e l'impegno sociale. Una storia conosciuta oggi in tutto il mondo, ma che a Treviso affonda le sue radici geografiche e culturali. It would have been very wrong for me to take this mission Il and try to rispetto è reinvent qualche the cosa brand. That che would have been mi ha spinto a non reinventare questo brand, proprio per rispettare quello che l'impronta che aveva dato la famiglia Benetton a questa azienda. Il secondo elemento fondamentale è l'artigianalità. Questa regione è piena di esempi di artigianalità, come per esempio il vetro di Murano o comunque l'industria tessile e quindi anche la maglieria. Quindi si tratta di una regione dove brilla non soltanto l'intelligenza italiana, ma anche proprio la manualità che si concretizza in questa azienda con la maglieria.